Allora, ingegneri, eccoci qui, ritorniamo ai nostri dati. Allora, abbiamo visto per provincia, per territorio, è andata bene in altre città, il Veneto tutto sommato non si colloca male, in parte Verona e Bolzano abbiamo visto con dei dati abbastanza pesanti. Che altro si può dire relativamente a questi incidenti, restando sempre nell'inizio del 2016? Allora, diciamo un'altra analisi che si può fare, che conferma un po' la tendenza dell'anno scorso, ma peggiorandola anche un pochettino, è casi di morte sul lavoro per età. Allora, la fascia di età più colpita, come diciamo in numero assoluto, anche qui abbiamo qualcosa da vedere a video, vero? A livello nazionale. A video non credo. No, niente, però non lo racconti pure, casomai. A livello nazionale abbiamo 52 decessi nella fascia di età tra i 45 e i 54 anni. Ricordiamo che abbiamo un totale di 130 decessi a livello nazionale. Poi andiamo su quella dai 55 ai 64 anni e abbiamo altri 29 e poi abbiamo, diciamo, oltre i 65 anni abbiamo 13 casi. Se questi numeri li rapporto agli indici di incidenza sugli occupati, abbiamo che la percentuale per gli infortuni mortali superiori ai 65 anni schizza al 34,6%. Cioè vuol dire che, al 10% e l'indice è 34,6%. Cosa vuol dire? Vuol dire che è aumentato, cioè significativo, vuol dire che in questi primi 3 mesi abbiamo avuto 13 casi mortali per un'età così avanti, diciamo, che prima non c'era. E comunque le fasce d'età più colpite sono sempre quelle dei 45 anni in su. Cosa vuol dire questo? Ne avevamo accennato anche l'altra volta, sicuramente abbiamo il fatto che i giovani sono più disoccupati rispetto alla fascia di età più avanzata. Anche se mi pare c'è qualche tendenza di miglioramento nei primi mesi o fino al 2015. E vuol dire anche che le attività lavorative, l'innalzamento della pensione, vuol dire che abbiamo più ultra 65 anni che lavorano e magari con attività non proprio, diciamo, da impiegato, ma magari attività tra virgolette usuranti, e quindi i riflessi calano, la stanchezza, uno magari pensava di andare in pensione e quindi lavora anche più malvolentieri, eccetera. Nonché anche il fatto di essere l'abitudine nel fare certi gesti, di utilizzare l'attrezzatura di lavoro in un certo modo, quindi la sicurezza, l'eccessiva sicurezza magari fa sì che qualche errore in più si commetta, e ecco che diciamo, le fasce di età più colpite sono appunto quelle alte. Bisognerà tenere sotto controllo questo dato, perché se effettivamente continua questa tendenza vuol dire che effettivamente le persone anziane, ormai non si può più dire a 65 anni, comunque avanti, diciamo, con l'età lavorativa, sicuramente anziane dal punto di vista lavorativo, bisognerà fare qualche riflessione e pensare a qualcosa sostanzialmente per evitare appunto che ci siano eccessivi infortuni mortali in questa fascia di età. Ecco, questo spaccato che lei ha fatto di questa analisi, secondo me appunto va a riconfermare quanto si è detto, si continua a ripetere di frequente, la proiezione futura, aspettativa di vita, vabbè che abbiamo avuto un bel arresto in un poco conto, esatto, però tendenza per quel che riguarda anche le pensioni, se andare in pensione sempre più avanti, possiamo immaginare un 75enne tra un tot di anni che condizioni potrebbe essere? Infatti. Cioè, dovrebbe far questi vostri dati trovare uno squarcio nel governo per fare delle riflessioni al riguardo, no? Su una maggiore elasticità, diciamo così, flessibilità nell'uscita, ma non solo virtuale o così di fatto proprio reale. Purtroppo questi dati noi ovviamente li pubblichiamo, li diffondiamo agli uffici stampa, li diffondiamo per quanto di nostra possibilità. Purtroppo questi dati vengono analizzati dal governo, ma comunque dalle parti politiche solamente nelle occasioni, per cui vengono analizzati il 28 aprile, vengono utilizzati a fine anno per fare il bilancio, oppure se c'è un infortunio particolarmente importante. Cioè, non in occasione di riforme o altre considerazioni, leggi di stabilità della situazione per esempio.
Sì, e quindi magari riuscire a stare con gli occhi aperti e diciamo a promuovere i controlli, ma non per fare i controlli per, diciamo, per aiutare i per multare lavoratori. le aziende, perché spesso poi succede questo, no? Che magari l'imprenditore subisce la verifica e prende la sanzione, quindi vede la sanzione come una bacchettata sulle mani. In realtà dovrebbe essere, diciamo, anche il controllo dovrebbe essere anche propositivo, dovrebbe essere anche punto di verifica della situazione aziendale e in modo da, diciamo, premiare chi fa bene e magari ovviamente correggere nei modi dovuti chi fa male. Ecco, dall'altra parte, siccome appunto a livello governativo non è che si intervenga molto, se leggiamo un altro messaggio, cosa dovrebbe fare il privato cittadino? Ma se lavoro con un collega che per sua negligenza mette a rischio gli altri, eppur avvertendo lui prima e i miei superiori poi, non si risolve niente, cosa si può fare? Perché oltre ad essere questione di rispetto nei confronti di altri colleghi, mette a rischio chi lavora con lui, ma non posso denunciare apertamente perché ci lavoro tutti i giorni. Cosa deve fare questa persona? È stato molto chiaro. Sì. Allora, quello che dovrebbe fare mi pare sia già scritto, perché diciamo, il lavoratore deve, proprio per un articolo, il testo unico che riguarda gli obblighi dei lavoratori è quello di segnalare immediatamente eventuali situazioni di pericolo. A chi li deve segnalare? Le deve segnalare al preposto. Il preposto è sostanzialmente quello che dicevamo prima, il capo squadra, il capo turno, il capo officina, ecco, quindi il referente. Il preposto poi, diciamo, dovrà riferire o blocca la lavorazione e comunque riferire a chi ha l'autorità di poter intervenire nell'organizzazione del lavoro per poter correggere, diciamo, il tiro, eventualmente anche fermando il lavoratore in qualche modo. Se questo non succede, l'ultima arma che c'è è quella di chiamare gli organi di vigilanza e quindi far arrivare un controllo in azienda per verificare, diciamo, per fermare questa relazione, questa violazione, diciamo, delle attività lavorative in sicurezza. Però ovviamente questa sarebbe l'ultima spiaggia, perché uno dovrebbe all'interno dell'azienda riuscire a far sì che se c'è un problema di sicurezza venga eliminato, venga discusso. Però stare zitti assolutamente ecco, no, è negativo. Assolutamente no. Teniamo conto che c'è anche un'altra figura nelle aziende che si chiama RLS, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Questa persona, se è eletta dai lavoratori, perché deve essere eletta dai lavoratori, non nominata dal datore di lavoro, può essere un punto di appoggio per fare queste segnalazioni, perché questa persona ha un incarico da parte dei lavoratori, appunto, di rappresentarli verso il datore di lavoro. Quindi è una figura intermedia, neutra. Una figura intermedia che, diciamo, per la formazione che deve fare anche probabilmente ha più competenze per poter spiegare la situazione e magari poter dare qualche suggerimento. Ecco. Quindi non è far la spia, come può sembrare, o danneggiare il proprio collega, ma è un tutelare il proprio collega e se stessi. Certo. Perché poi quando succede l'incidente certo. sono conseguenze gravi. Cioè. Certo, quando succede l'incidente probabilmente tutti poi dicono ma non lo sapevo. No, io sto pensando anche a casi che sono capitati purtroppo anche di recente, che hanno dovuto fare le pulizie dentro una cisterna, un luogo dove c'erano dei gas, emissioni gassose molto pericolose a causa di iniezioni di animali, per carità, anzi che possono essere anche di tipo chimico. E non biologico. Però se appunto c'è un collega che si ficca nei guai perché finisce dentro non usando magari le mascherine o che so io le protezioni dovute per la respirazione, l'altro lo va a salvare e ci muore, sono sempre in due o tre a morirci dopo, questo tipo di o intossicarci. Sì, questo tipo di infortuni mortali purtroppo è successo parecchie volte, cioè il fatto che ci sia una persona che entra, sviene e magari dopo qualche perché minuto non ha usato muore, le cautele. perché non ha utilizzato le cautele, quindi l'autorespiratore piuttosto che la maschera, piuttosto che aspettare prima di entrare nel serbatoio o nel luogo, nello spazio confinato. Il secondo, preso ovviamente dalla voglia di salvare la persona, entra anche lui e anche lui, diciamo, quindi più persone sono decedute proprio all'interno di serbatoi. Questo ha fatto sì che anche qualche anno fa, nel 2011, è uscito un decreto specifico per regolamentare i lavori negli spazi confinati, il 177. Che comunque non è ancora completato perché diciamo, per le attività di formazione
specifiche per fare questo tipo di lavorazioni si rimanda ad un decreto attuativo che comunque ad oggi non mi risulta sia ancora uscito. E quindi siamo in una vacatio legis. Quindi adesso sì, diciamo, si fa la formazione, ovviamente comunque si fa perché bisogna farla, ma non abbiamo uno strumento legislativo preciso su come fare la formazione su questo tipo di luoghi. Comunque l'attività è regolamentata da questi e quindi diciamo, però non è che non siano spariti questo tipo di infortuni mortali, purtroppo. Chiaro, ecco, quindi la risposta un po' al telespettatore: bisogna segnalare la cosa, se non altro al responsabile della sicurezza. La domanda che l'avevo fatto prima è questa: siccome appunto per il momento sembra che le proiezioni di vita saranno più in là, si andrà in pensione chissà quando, la persona anziana che tuttora comunque lavora, al di là di quello che avverrà nel corso degli anni, che deve a questo punto utilizzare maggiori cautele, che è difficilissimo perché ha un'abitudine anche quello discorso, hai una certa metodica di lavoro acquisita, soprattutto quando parliamo di lavorazioni manuali, che è ben precisa, che è quella che con l'utilizzo di certi strumenti, magari anche cambiando le strumentazioni, diventa più difficile per una persona che ha una certa età e ha minore elasticità adeguarsi a tutto e anche quindi essere cauta quanto dovrebbe. Sì, io quando cambio la strumentazione, cambio il metodo di lavoro, ovviamente nel lavoratore che ha anni di abitudine per fare certi gesti e quindi lavora in un certo modo, ovviamente non è facile cambiare, in particolare poi se non si è più giovanissimi sostanzialmente. Io so che c'è tutto uno studio per quando si vanno a modificare ad esempio le cabine di pilotaggio, la strumentazione degli aerei eccetera, perché proprio per poter abituare il pilota a cambiare il modo di leggere gli strumenti eccetera, quindi non si può fare un cambiamento così, solo che in un aereo magari c'è tutto uno studio, in una macchina non è proprio così perché costa meno, perché poi uno compra nel mercato la macchina che c'è, quindi sicuramente questo è importante. Poi da dire che se uno fa una lavorazione diciamo tra virgolette usurante o comunque lavorazione con dei rischi specifici anche elevati, difficilmente verso la fine dell'attività lavorativa potrà essere cambiato mansione e non so, messo in ufficio a lavorare col PC, perché lui non sa lavorare col PC, per cui o c'è anche una ricollocazione di verso fine carriera diciamo lavorativa. Sì, ma dove? Perché poi dipende dalle dimensioni dell'azienda. Esatto, dipende dalle dimensioni dell'azienda, dipende dalla persona, dipende da troppi fattori, perché sicuramente probabilmente la soluzione sarà quella di magari lavorare con più attenzione, fare certe attività con dei tempi magari diversi, per evitare appunto che ci siano infortuni seri. Ecco. Quindi a questo punto necessariamente noi ci troveremo tra un tot di anni ad essere poco competitivi per quel che riguarda i ritmi del lavoro, cioè dobbiamo essere un po' realistici perché sembra veramente di andare contro, cioè si va contro le logiche dei mercati nel nostro paese, anche perché la Germania ha abbassato l'età pensionistica, questo non c'entra comunque, vabbè, tanto per dire, quindi noi andiamo proprio, seguiamo quel che ci dice l'Europa per dove fa comodo, non certo al lavoratore, a questo punto. Sì. Allora, ritornando un po' ai nostri dati, volevo chiederle, c'è qualcosa che fa capire anche per quel che riguarda i lavoratori stranieri? Vediamo un attimo, ci sopravvalutiamo troppo come spesso accade, pensiamo che le cose che sentiamo per i TG o nei giornali a noi non possano mai capitarci perché noi stiamo sempre attenti e siamo una specie di supereroi, poi vediamo quello che succede. Ecco, il distacco con cui vengono recepite anche certe notizie, oppure questi dati che noi raccontiamo, anche se cerchiamo di darci un certo peso, però li si sente, ma tante volte sembra che non riguardino mai direttamente il lavoratore che ci ascolta. Sì, questo è tipico diciamo, della persona umana, probabilmente pensare che tanto a me non succederà mai, parliamo anche di malattie, la stessa cosa, però in realtà la cosa non è così. La cosa cambia quando diciamo, ti accade qualcosa di questo tipo vicino. Allora se all'interno dell'azienda capita l'infortunio o addirittura lo vedi, la tua percezione del rischio cambia per un certo periodo e quindi tendi a essere più attento, essere più rispettoso delle regole, eccetera. Però cosa succede? Succede che col passare del tempo poi questo si attenua, questo ricordo diventa più debole, per cui ritorni a fare magari dei comportamenti sbagliati.
La stessa cosa, se pensiamo, la facciamo con l'auto. Se io prendo la sanzione oppure faccio un incidente, sto attento per un certo periodo, quindi rallento, seguo di più, sto più attento alla strada, non uso il telefono mentre corro, poi passa il tempo. Ecco, noi stiamo promuovendo le attività di formazione proprio su questo, cioè il fatto di mantenere alta la percezione del rischio. Perché altrimenti non è semplice. Che non è semplice. Ecco, lei ha fatto un esempio calzantissimo con l'auto. È vero, intanto è vero che tanti incidenti purtroppo in auto sono dovuti a disattenzione. Sì. È una cosa frequentissima. Vediamo quest'altro messaggio. Buongiorno, non pensate che la sicurezza sul lavoro va di pari passo con la riforma delle pensioni? Diciamo che parlando di questi temi anche in qualcosa sì. Sì, allora diciamo se fatto centro la sicurezza del lavoro, direi che un 1%, 2% può essere legata alla riforma delle pensioni, perché ovviamente c'è tutta l'altra parte che riguarda tutti gli altri lavoratori che non vanno in pensione, che comunque è importante, perché abbiamo detto che gli infortuni mortali degli ultra 65 anni sono stati nei primi 3 mesi del 2016 13 su 130, per cui diciamo sicuramente va posta attenzione, ma non la legherei proprio esclusivamente. Cioè è una percentuale alta che bisogna fare riflettere senza dubbio. Non è appunto non è esclusiva, perché poi adesso vediamo che ci sono anche tante altre età, anche giovani, eccetera. Poi torneremo ancora all'indagine dei dati. Andiamo subito in pubblicità, pochi secondi. Si capisce se sono stranieri oppure